Una situazione che sta diventando insostenibile. Le strutture per l'accoglienza dei migranti sono satue e le forze dell'ordine si trovano ad affrontare situazioni di disagio sia per i turni ai quali è sottoposto il personale che per la sicurezza dal punto di vista dell'igiene. Il vice segretario nazionale dell'UGL Polizia, Raffaele Padrone, evidenzia le problematiche legate al crescente numero di persone che richiedono asilo, sottolineando che nel 2014 sono arrivate in Italia 26.900 persone, delle quali ne sono state identificate solo 9.000. Il resto delle persone gira per il territorio nazionale e per l'Europa, afferma. A me interessano soprattutto le condizioni lavorative dei colleghi, sottolinea Padrone. Basti pensare che le prime forniture di mascherine con protezione alta e i guanti specifici sono terminate. Un ulteriore acquisto è impossibile perché mancano i fondi. Alcuni colleghi, spiega Padrone, si sono acquistati da soli il materiale. A Pordenone la CRI ha messo a disposizione dei migranti un caravan e 3 gazebo per identificarli, ma ormai sono troppi, non si riesce a fare i controlli su tutti e alcuni spariscono, dice ancora. E il personale della polizia, conclude il vice segretario nazionale dell'UGL Polizia, non riesce più a far fronte a questi arrivi e non è previsto alcun incremento del numero di poliziotti da impiegare sul territorio.